Sindaco Peppe Pendolino, c'è anche il presidente dell'Aragona Calcio Luigi Morrea, e oggi passo importante, è venuta l'ND di Roma, ha trovato terreno di gioco in perfette condizioni, si andrà sicuramente all'omologazione finale. Sì, assolutamente sì, siamo estremamente soddisfatti di avere ottenuto oggi l'omologa del terreno di gioco da parte degli organi federali. Un altro passaggio importante verso il nostro progetto che prosegue in maniera molto positiva. Da una prima analisi di questo scorcio di stagione siamo estremamente soddisfatti proprio perché tutte le formazioni che militano nei vari campionati di riferimento viaggiano quasi tutti a punteggio pieno e di questo siamo molto ma molto orgogliosi. Da pochi minuti sono terminati i test per l'omologazione finale dell'Aragona Stadium sul terreno di gioco. Sindaco, un altro passaggio importante per poi andare agli altri step per chiudere questa situazione di un campo che sta portando tantissimi benefici alla città in termini di giovani che praticano sport del calcio. Sì, stasera un altro tassello raggiunto per Aragona, è stato collaudato il campo dalla LND di Roma, sono arrivati i tecnici, ci hanno fatto i complimenti per come è stato realizzato, quindi è un orgoglio per l'amministrazione comunale e per tutta la cittadina. È bello avere questo stadium perché stiamo risvegliando Aragona, stiamo dando la possibilità ai nostri giovani di potersi venire a svagare. Abbiamo creato, grazie a Tonino Butera e tutto lo staff, Luigi Monreale che è il presidente dell'Aragona Calcio, è partita la terza categoria, un bel traguardo, un bel risultato. Speriamo a breve di portare più in alto possibile la squadra di Aragona e Aragona tutta. Forza Aragona! Complimenti!